permesso di raccontare anche Miranda Martino, abbiamo affidato il tutto alla nostra Luciana Celeste. Guardate. Giorni d'ansia mesi, poi sei tu. Nel 1955 sono andata a Sanremo, è stata una cosa molto importante e la canzone più importante è stata Meravigliose labbra, ma poi ho cominciato di molto di più naturalmente. Meravigliose labbra. Il primo, Totò, mi ha chiamato, mi ha detto: signora Martino, avrei molto piacere se lei mi cantasse delle canzoni mie. E allora c'era anche Fausto Cigliano, c'era. E lui, sai cosa ha fatto? Ci ha dato lui, Totò, 300.000 lire a quell'epoca. Una cosa incredibile. Ma no, Totò, no, non ti preoccupare. No. E siamo rimasti senza, non sapevamo che cosa dire, cosa fare. 300.000 lire era tanto. E con Totò ho fatto film, Totò a Napoli, che è stato un'altra meravigliosa, incredibile creatura. Sono tornata a Napoli, ma io ero castoccata, o treno stava ancora. Ho avuto tante amiche, soprattutto Mina e la Vanoni. E poi mi ricordo di Gino Paoli, che con 2 o 3 dita mi ha fatto sentire il cielo in una stanza e io non l'ho capita. Io penso che di tutti i musicisti che ho avuto, il più grande è stato Ennio Morricone. Con Morricone ho fatto 2 LP straordinari, che io non posso che amarlo, questo uomo. La musica in casa mia era molto importante perché mia madre era una pianista. Non sono contenta di quello che io ho fatto e questo è stato molto importante. Signora Martino, già che lei ci sente, lei è rimasta la donna splendida di sempre. Sa perché? Perché ha permesso al tempo di accompagnarla, perché è piena di fascino e perché è una signora vera, autentica. Grazie del tempo che ci ha dedicato, grazie veramente di questi ricordi che per noi sono fondamentali. Il nostro Stefano Paggioro è sul divano accanto ad Antonio Lizzi, musicologo e amico. Buongiorno Paola. Ben trovato. Grazie. Allora, ha detto delle cose alla nostra Luciana Celeste stupende. No, solo quel gesto di Totò, certo, di una nobiltà, vabbè, ma Totò era questo. Di quelle canzoni non scelte come Il cielo in una stanza, non capite. E in realtà questo essere la musa di Ennio Morricone. Sì. E lì, Io gol. infatti ho intitolato proprio il titolo dell'intervista, sì, perché questi 2 dischi che ha fatto con l'orchestra di Ennio Morricone sono straordinari. Rimangono nella discografia, nella discoteca italiana come un punto fermo. Una voce spettacolare e poi degli arrangiamenti che subito non furono capiti bene dai cultori della canzone napoletana, però poi sì, cioè gli intenditori hanno capito e Miranda dice ha aristocratizzato quello che hanno scritto gli autori. Aristocratizzato. Antonio Lizzi è amico, proprio amico di Miranda. Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti, Paola, nel 94, quando Miranda portò Le Sorbe, Sole Sorbe, l'Enespo le Amare, che è stato uno dei suoi recital più belli dedicato alla canzone napoletana, al Teatro Ghione. Ah, che meraviglia. Miranda un passo da San Pietro. Bravissima, grazie all'allora Ileana Ghione, al certo, caro Christopher Axorti che ci segue. Miranda fece questo recital meraviglioso e io già la conoscevo, però mi piacque talmente tanto, facemmo amicizia e poi l'ho seguita sempre e ci siamo sempre visti. Una vita fatta di
e la racconteremo tra poco, una vita fatta di incontri fenomenali, straordinari. Fenomenali. Tutti Miranda, sul filo di questa voce, di questo talento, di questa bellezza. Eccomi qua. Qua al Sistina con Nicoletta con Patti Bravo, dopo un concerto di Patti Bravo, che ricordò con Miranda i vecchi tempi della RCA, quello che ha detto Stefano, Morricone, Mina, Ornella grande, meravigliosa, Ornella Vanoni. E questa donna bella sempre, questo ne parleremo tra poco, ma bella sempre, che ha accompagnato il suo tempo, sempre. Io la prima volta l'ho vista a Torino in Buonanotte Bettina, ma non l'ho conosciuta, perché non ho osato andare a per una volta non però hai osato. poi l'ho conosciuta. Ah, poi ti sei assolutamente, perché sapete che c'è poi ho recuperato. Ma il Paggioro recupera tutto, qualsiasi cosa. Elisabeth Sombar, la grande pianista francese, una nostra amica. Abbiamo tanto da dirvi. Quindi facciamo una cosa, noi adesso ci aspettate soltanto per un istante, un minuto. Anche la signora Miranda Martino, per favore, abbi un po' di pazienza, ma tra un attimo parliamo di lei, un istante e ci siamo, tra poco l'ora solare. Ricordo del meraviglioso Michele Montanari e siamo arrivati alla meravigliosa Miranda Martino. Lo facciamo grazie, come sempre, al nostro Stefano Paggioro, nostro, come lo chiamiamo noi, e grazie al musicologo e amicissimo di Miranda Martino, Antonio Lizzi. Grazie di essere qui, sempre grazie a te, con Paola. Antonio Coppola. E la sua voce unica, lo dico sotto tutti i punti di vista, voce unica accompagnato da Vincenzo Napolitano, il maestro al pianoforte. Grazie. Allora, Stefano, questa donna bellissima, con una voce straordinaria, di grande, lei ha una voce di talento, proprio il talento puro quello, però anche la sorella. La sorella Adriana è stato un soprano importante e la salutiamo tra l'altro. Assolutamente. E la loro mamma una pianista, quindi la musica si respirava. Quindi lei nasceva già in una famiglia... Sì, a me ha colpito nell'intervista che le feci quando mi dice a me colpivano i cori alpini e mi piaceva giocare con mia sorella facendo i controcanti, facevamo le due voci e le terze. E le due voci e le terze, e per chi non è diciamo così, pronto a sapere che cosa siano le terze, poi ve lo spieghiamo, insomma. Che cosa abbiamo da ascoltare a questo punto? Da 90. Era di maggio? Capirei. E me lo dice così, ce lo butta così a quest'ora, era di maggio? Signore soprattutto, e signori, a questo punto, musica, se vogliamo parlare di Miranda Martino, andiamo. Era di maggio e te cadevano insieme a schiocca lì c'era rosse, fresca era l'aria e tutto lo giardino adorava di rose e cento passe. Era di maggio, io no, non me ne scordo, la canzone cantava ma due voci. Più tempo passa e più me la ricordo. Fresca era l'aria, una canzone dolce. E diceva, core, core mia, lontano vai, tu me la sei conta allora, chissà quanto tornerai. Rispondeva, tornerai quando tornano le rose, si sto sciore torna a maggio, pure a maggio sto qua. Si sto sciore torna a maggio, pure a maggio sto qua.
canzone fece dire un giorno a Lucio Dalla, rispetto a Era di maggio, Imagine di John Lennon è il rumore di un armadio spostato in soffitta. Ero presente e l'ho sentito con le mie orecchie dire questa cosa. È vero. Allora, quante volte questa canzone è stata accarezzata dalla voce di Miranda? Tantissime volte, e nasce nel 1885. Salvatore Di Giacomo scrive i versi, che sono un capolavoro, una poesia. E Mario Pasquale Costa la musica. Lui scriveva anche operette e utilizza il ritornello nell'operetta Il Re di Chez Maxime, con un ritmo leggermente più veloce. Pare che fosse un motivo veneto, di tradizione veneta, poi lui ha sviluppato questo capolavoro senza tempo. Capolavoro senza tempo. Quante volte la meravigliosa Miranda è stata ospite del tuo Paolo Limiti e della vostra meravigliosa Parecchie volte, infatti lì io poi l'ho conosciuta bene, ho recuperato. Hai recuperato tutto, certo. Sì, sì, è venuta, ha cantato tante canzoni, ricordo anche fece una canzone romanesca che non aveva mai cantato, con grande professionalità, che era Pupo Biondo. Pupo Biondo, bravo Stefano, Pupo Biondo. E c'è un aneddoto bellissimo, perché disse: io non la conoscevo, ho telefonato a Lando Fiorini e mi ha detto: Miranda, ma io non ho tempo, posso mica cantarti Pupo Biondo per telefono? Sì, e lì ci fu una risata generale. È vero. Lando Fiorini, caro. Allora, Antonio Lizzi, sostenere una carriera così lunga, tu racconti la tua Miranda come una donna fuori dalle luci del palcoscenico, una persona molto coi piedi piantati per terra, no? Assolutamente. Garbata, gentile. Sì, sì, ma anche vera, con un carattere, perché tenace. Paola, tutte le persone della vecchia generazione, quelle formatesi da bambini con la guerra e poi col dopoguerra, hanno una tempra che noi non abbiamo. E quindi Miranda mi racconta di cose incredibili che le sono capitate negli anni della gloria. Un grande carattere, una grande forza, una grande autodeterminazione. Anche perché una donna, eccola qui con Milly, guardate, con Milly Carlucci, una donna bellissima che ha saputo sempre, come dire, andare avanti e difendersi, andare avanti e portare avanti la propria arte. E prima dicevi di Era de Maggio, che è uno dei suoi capolavori di interpretazione. Quando lei festeggiò i 70 anni all'Ambra Iovinelli, organizzammo un grande recital con mezzo mondo dello spettacolo presente. Quando lei cantò Era de Maggio, al ritornello, il pubblico, la platea dell'Ambra Iovinelli, cantò con Miranda senza che lei dicesse nulla. Venne proprio spontaneo a cantare e diceva... E fu una cosa, un'emozione incredibile. E Anna Proclemer, alla fine del recital, declamò a Miranda i versi di Dante: tanto gentile e tanto onesta pare, e fu una cosa meravigliosa. Al che mi ricordo c'era Gisella Sofio che venne chiamata, dice: dai, dia una cosa anche tu, e disse Miranda: ma dopo Di Giacomo e dopo Dante, ma che devo dire? No, scusate, in un attimo Antonio Lizzi ha citato Miranda, Martino, di lei stiamo parlando, Anna Proclemer, Gisella Sofio. Parliamo proprio di un tempo che c'è e che resta nella memoria, però diciamo quella è la quadratura è la perfezione, è appena citato la perfezione. Mamma una mia. Cosa memorabile, Paola. Sì, sotto tutti mi è venuta una pelle d'oca qua. Bene, andiamo a parlare del Festival di Napoli 1959. Questa bellona con una voce più bellona ancora, non è italiano, ma conquista tutti. Conquista tutti, nonostante lei non amasse andare ai festival, né a quelli di Napoli né a quelli di Sanremo, perché lei dice: io volevo fare le serate d'estate, volevo lavorare in teatro d'inverno. Parlando del Festival di Napoli, la sua voce rimane legata a una canzone straordinaria che era Solitudine, del maestro Furio Rendine, dove ci fu anche un fatto un po' particolare: la cantava in coppia con Nunzio Gallo e la canzone era molto applaudita in sala, però quando arrivò la proclamazione della scaletta, la canzone non entrò in finale e lì ci fu un parapiglia tra editori, autori, ci fu una piccola sommossa. Esatto, una piccola sommossa, però la canzone poi ha avuto successo. Questo rende anche quando il pezzo è bello va avanti. I festival. Sanremo 1959, per la prima volta partecipa in coppia con Iula De Palma. Iula De Palma, quindi una coppia di ferro. La vita mi ha dato solo te, era la canzone.
poi ritorna nel 60 e nel 61 con le due canzoni che lei ha amato di più di Sanremo, che erano Non mi dire chi sei di Bindi, in coppia con Umberto Bindi, e Lady Luna cantata da Jimmy Fontana, che era un pezzo di Trovaioli. E continuiamo. Scusate se è poco. Continuiamo insomma. fra poco. Esco dall'inquadratura, svengo, ma voglio dire, questa vostra amicizia è fatta di questa cavalcata insieme in un mondo che chiaramente era quello del momento, e bisognava viverlo tutto, però poi uno si volta un attimo indietro e dice: che cosa ho visto? Sì, è vero Paola, perché quando insomma, ci vediamo sempre con Miranda, lei mi racconta di queste cose come magari una persona va al supermercato a comprare, che ne so, una bottiglia di vino, cioè, ma non solo questo, ma Miranda ha cantato anche nel Pipistrello di Strauss con Peter Magg alla Rai di Torino, ha fatto la Garisenda lì con la grande Wanda Osiris. Cioè delle cose pazzesche. Ma quando voi vi incontrate, perché voi avete un legame proprio... Sì, ci sentiamo tutti i giorni. È l'amicizia che diventa amore, no? È l'amore che è amicizia. Certo. Ecco, che cosa vi raccontate? Tu sei... E beh, si parte dallo spettacolo per poi parlare delle cose di tutti i giorni. Di tutti i giorni, insomma, vabbè, sulle quali assolutamente non... Ecco, vedi Paola, qui quando Miranda ha ricevuto a dicembre 2023... il professor Manfredi, il sindaco di Napoli, la medaglia della città di Napoli per i suoi alti meriti artistici. Brava Miranda, bravo il sindaco di Napoli che ha deciso veramente un grande il sindaco di Napoli. Ma quando Miranda c'è, quando esce, quando la premiano, quando parla, si premia una signora, nel vero senso del termine, una grande signora. Allora abbiamo una cartolina di un'altra persona che ha conosciuto molto bene Miranda, signora Martino, gliela inviamo così, televisione, guardi. Ciao a tutti, sono Andrea Bianchi e ho l'onore di essere stato uno dei pianisti con cui ha collaborato Miranda negli ultimi 30-35 anni. Innanzitutto un saluto grande a Miranda Martino che sicuramente ci starà guardando. Parlare di Miranda per me è veramente un grande privilegio, perché lei l'ho sempre considerata una grandissima artista, ma soprattutto un interprete delle canzoni napoletane come poche persone. La peculiarità di Miranda è che lei ha sempre avuto un grande rispetto dell'autore, del compositore, cioè lei ha sempre cantato la melodia così come è scritta e mi diceva sempre che il suo riferimento era Murolo. E perciò è sempre stata molto ligia nel cantare e rispettare la melodia della canzone napoletana. Che dire, di Miranda potrei raccontare 1000 aneddoti, ma veramente qui ci vorrebbe un'ora di video e forse non è il caso, ma sicuramente ne abbiamo viste tante dal 91-92 fino a qualche mese fa. Rinnovo un bacio e un abbraccio a Miranda, un saluto grande a Stefano Paggioro e naturalmente a tutti a studio e a Paola Saluzzi. Ciao maestro. E viva Miranda Martino! Bravo Andrea Bianchi, maestro, grazie. Grazie a lei per la simpatia e la bravura. Viva Miranda Martino. Stefano, grande musicista che l'ha accompagnata, abbiamo sentito. Sì, che ho avuto il piacere di conoscere perché all'inizio degli anni 2000 io ho aiutato Emilio Pericoli a organizzare un concerto, una serata molto bella a Cesenatico, dove appunto c'era Miranda, c'era Aura D'Angelo, c'era Teddy Reno e Rita Pavone e lei si è portata chiaramente Andrea Bianchi che salutiamo. E ha fatto gran bene. Sì. Dunque lascia ad un certo punto l'ambiente puramente discografico, però lavora con, se siete seduti, Nino Taranto, Erminio Macario, Carlo D'Apporto, tanto per citarne qualcuno. Qui dovremmo fare un'intera serie solo di queste puntate, cioè nomi... La storia. Nomi che però pretendevano, e qui torniamo Antonio, cioè qui parliamo di professionisti che non, avete sentito appena il maestro Bianchi, cioè lì si pretendeva la perfezione. Sì, il rigore, la perfezione, l'interpretazione, l'immedesimazione nei ruoli da interpretare. E lei in una parola, visto che ci sta seguendo, caro Antonio, come la definiresti tu? Dovendo cercare un aggettivo per Miranda Martino. Temperamentosa. Bella questa. Una donna temperamentosa. Temperamentosa. Sì. Che fa rima anche con tempestosa. Ma i grandi artisti che detto alla maniera un po' meridionale fa rima con geniusa.
cioè ingegnosa, tutte queste cose Miranda Martino, bella, temperamentosa. E allora noi la salutiamo, signora, ancora una volta ringraziandola per tutto ciò che lei ha fatto e fa, essendo Miranda Martino ogni giorno. Io ringrazio il mio Stefano Paggioro, grazie a per voi. grazie sì. Antonio Luzzi, Grazie Paola, grande grazie a musicologo, te, amico grazie. caro di Miranda. Grazie, E Paola. lasciamo alla voce bellissima di Antonio Coppola, accompagnato al pianoforte dal maestro Vincenzo Napolitano, Notte di luna calante. Potete innamorarvi. È tutta per voi. Grazie, questo è l'Ora Solare. Grazie a tutti. Notte di luna calante, notte d'amore con te, lungo le spiagge deserte, a piedi nudi con me, notte di luna d'estate, l'ultima notte d'amore, quando col vento l'autunno ritornerà, nulla di noi resterà. Che profumo di mare, piove argento dal cielo.